non fa molto notizia venire da Lele e Ezio Botter, che sono già conosciuti dappertutto, però insomma i Vagabondi del Gusto sono arrivati qua e già che ci siamo li facciamo cantare in un primo pomeriggio invernale. Lele, prima di tutto un po' di storia del Bar Centrale. Il caffè esiste da sempre. I primi documenti 1766, c'era uno svizzero che lo gestiva. Ha avuto un piccolo problema nei primi dell'Ottocento, il passaggio di Napoleone, che qui è stato ordito così, volevano eliminarlo, c'è stato delle condanne a morte, eccetera. Il locale è stato chiuso perché era qui che si trovavano e dopo qualche anno è stato riaperto. Ci sono l'equivalente del maresciallo che rilasciava, diceva che tutto si svolgeva bene perché veniva rinnovato di anno in anno questa licenza, insomma, in quel periodo, ecco. Dopo si sa, dall'Ottocento, con l'arrivo degli inglesi, letterati, pittori, attori, abbiamo sempre avuto, diciamo, un po', era il centro culturale, diciamo, per la nostra zona, ecco, tutti i personaggi. Punto di ritrovo. Sì, punto di ritrovo per la gente di cultura. Ezio, adesso il Caffè Centrale, che c'ha anche questa storia che è impegnativa, voglio dire, no, per voi, tenere aperto, aprire bottega ogni giorno, vuol dire fare i conti anche con queste tradizioni, quindi vuol dire tenere la qualità. Cosa è oggi il Caffè Centrale? Il Caffè Centrale rimane anche il punto di ritrovo della piazza e diciamo anche un po' di tutta la zona qui. Quindi sia dei locali sia da quelli che vengono da fuori. Che anche, esatto, anche gente che arriva da fuori, città austriaci, da Austria, Germania. È diventato un po' un posto di ritrovo e una tappa obbligata, diciamolo pure, l'ho detto io, dai. Ecco, grazie. Sì. Poi aggirandoci vediamo come al solito, va bene, dell'olio ci parli subito, però tanti altri prodotti oltre all'olio. Sì, man mano che il turista arrivava si vedeva che era interessato anche a cosa c'era nel posto, e tenendo conto delle nostre origini, il nostro tipo di formazione e di cultura, abbiamo iniziato ad offrire quelli che sono i nostri prodotti locali che appartengono alla nostra tradizione. Noi di origine contadina abbiamo anche presentato l'olio, da cui abbiamo avuto anche notevoli successi e soddisfazioni. Però oltre a questo i dolci non so, adesso è il periodo delle frittelle, ma c'è il periodo della pinza, c'è il periodo dei vari dolci. Oltre all'olio ci divertiamo a fare delle marmellate, raccogliamo la frutta nei boschi, nelle siepi, tipo col sambuco oppure col melograno, anche perché già col melograno noi siamo famosi per l'aperitivo, che è il tintoretto, la spremuta di melograno e prosecco, che consiglio a tutti nel periodo autunnale, perché dopo ogni stagione cambia il frutto naturalmente. Oltre a questo è logico che proponiamo il vino, le grappe e anche i sottoli naturalmente, particolare è il tarassaco sottolio che facciamo noi, e diciamo olive eccetera, un po' di tutto. Noi nel 1989 siamo stati qua con Gino Veronelli, il padre della critica gastronomica italiana, ed Ezio e Lele erano al loro posto, cioè personaggi ne sono passati veramente di tutti i colori. Era un appunto che volevo fare perché era un bel ricordo anche mio personale rispetto al bar Centrale. Gino era un personaggio straordinario che ha scritto di voi parecchie volte. Ezio, pesa la storia nel gestire giorno per giorno, bisogna essere sempre all'altezza qua al Bar Centrale. Diciamo che sì, adesso pesa, adesso comincia a pesare, anche perché gli anni, siete dei giovinotti. Sì, lo so, però comunque
teniamo duro. Ecco, questa è la... E cosa dobbiamo dire, faccio una battuta perché l'abbiamo qua davanti, di questa presidente così dinamica che insieme a voi vi si sta dando da fare con i commercianti del centro storico per rilanciare sta benedetta Asolo? È una dinamite, o sbaglio? Sì, no, bisogna trovare in maniera di fermarla perché quella ci fa morire a forza di lavorare. Cioè, oltre al lavoro dell'attività c'è anche il lavoro per la Bianca. Sì, certo, ci tiene tutti sotto scacco. Ma forse Asolo aveva bisogno proprio di un po' di, no? Di un po' di scossa elettrica di questo genere. Certo, se mancassero i due fratelli Botter, Asolo sarebbe un'altra cosa. Lasciatelo dire uno che non ha preso soldi da loro, quindi è detta proprio in maniera assolutamente... Al massimo mi sono fatto offrire un posticino. Grazie a voi, al prossimo appuntamento. I vagabondi del gusto sono arrivati ad Asolo, giusto in piazza. Lo vedete, Ostia e Tabarri, no? Franco Cappelletto, ecco, con la moglie Sonia e la figlia Caterina. Io avevo preso subito informazioni sulla Caterina e sto disgraziato di Franco all'Ostia mi ha detto: e tua figlia quanti anni ha? Ho cambiato discorso. Va bene, spiegami un po' il concetto. Sì, il concetto di Ostia e Tabarri è questo in sostanza. Praticamente noi attraverso questa associazione cerchiamo di far conoscere ancora di più Asolo e i suoi prodotti e la sua gente. Cerchiamo sempre di valorizzare il meglio possibile i prodotti della nostra terra e farli conoscere un po' in tutto il mondo. Perché il tabarro? Il tabarro è una cosa che abbiamo ripreso in questi ultimi anni perché ci permette di girare e di fare conoscere Asolo appunto attraverso questo abbigliamento anche abbigliamento antico così, ecco. Dimmi la verità, aver sposato un tabarro del genere, che è simpaticissimo ovviamente, cosa vuol dire nella vita comune, quotidiana, in osteria? Vuol dire sempre qualcosa di nuovo ogni giorno. Insomma, non ti annoi se non altro. No, sicuramente. E i giovani come la prendono? Bene, molto bello, si sta in compagnia, si fa festa anche nei vecchi modi di una volta. Franco, sei una belva proprio. Abbiamo trovato proprio una cosa, l'osteria di una volta, insomma. Cosa fate poi d'estate, in primavera, mi dicevi? Beh, noi facciamo vari giri sia a promuovere Asolo appunto nel mondo, per esempio anche la settimana prossima andiamo a Venezia come ogni anno, l'ultimo mercoledì di gennaio, e facciamo questo scambio e questo gemellaggio con i baccari veneziani e i gondolieri che ci aspettano sempre ogni anno in piazza San Marco. È sempre una bella cosa far conoscere Asolo e i suoi prodotti, la sua gente. E quest'anno tra l'altro abbiamo avuto la fortuna questi ultimi anni di avere una presidente anche importante. Lo stavo chiedendo, infatti, è più dinamitarda di te. Che ci aiuta a fare anche questo. Sì, ecco, io penso che Asolo debba ritornare ai livelli europei in cui era. Non ho voglia di fare polemiche e spiegare perché e come mai è andata giù. Non è che sia andata giù, Asolo è sempre stupenda e bellissima, sono le persone che hanno avuto in mano probabilmente le gestioni del futuro turistico e politico, ma non ho voglia di fare, non me ne frega niente. L'importante è che adesso ci sia una marcia in più e che voi commercianti, voi imprenditori ne siate convinti. Bianca è veramente brava, non lo dico perché è mia amica, che è vero, però insomma è vero così. Il futuro come lo vedi? Beh, io lo vedo positivo sicuramente. Nonostante crisi ci lamentiamo sempre. Sì, perché cerchiamo sempre di fare qualcosa di nuovo e speriamo in bene, insomma. Tra poco qui in primavera apriamo anche una bottega nuova, dei prodotti tipici locali, quindi qui oltre che a mangiare, assaggiare e cantare a volte, si può anche prendere la borsa, fare la propria spesa e portarsela a casa, divertirsi, portarsi a casa un po' di Asolo anche. Qua adesso sono passati i dipendenti delle banche, no? Perfino i dipendenti delle banche sorridono, che è una cosa stranissima, no, dirsi, anche i dipendenti delle banche sorridono. Da Asolo, al prossimo appuntamento, grazie a voi.